la sistemazione dei divieti è praticamente la stessa dell'anno scorso. C'è una piccola variante che tutti i divieti scattano da 5 ore prima dell'evento sportivo, no? Quindi da 5 ore prima. Questo per evitare confusione, prima erano da 4 o da 5 ore prima. Quest'anno non ci saranno le partite dell'Albisola, quindi è un po' più facile per i cittadini seguire e non sbagliarsi. Ricordo che c'è la bacheca dell'Entella, prossimamente metteremo anche probabilmente un pannello a messaggio variabile. Comunque c'è la bacheca dell'Entella in Corso Castaldi, dove ci sono sempre indicate le prossime partite, e tranne le amichevoli saranno solo quelle di calendario dell'Entella. Ricordiamo quali sono i divieti nello specifico? Sì, i divieti sono divieti di sosta che riguardano il piazzale a Monte del Campo, Corso Gastaldi, Corso Lavagna, via Damiano Chiesa e viale Casman. Diciamo, le partite hanno un'opzione A e un'opzione B. Quando le tifoserie sono numerose viene attivato su indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, viene praticamente chiuso viale Casman, una carreggiata di viale Casman utilizzata per la sosta, messa a doppio senso l'altra, ma questo sarà solo per le partite più impegnative con tifoserie più numerose.